16 maggio 2023, un altro punto a favore per la nostra provincia. Oggi è stato votato da parte del governo e tutta la maggioranza un ordine del giorno che riguarda la nostra provincia, soprattutto rete ferroviaria. All'interno del decreto Ponte abbiamo votato la velocizzazione della tratta Agrigento-Palermo e Agrigento-Messina. A voi il video. Dunque agli ordini del giorno. Invito il rappresentante del governo ad esprimere il parere. Numero 2 Pisano. Il parere è favorevole, subordinato all'accoglimento della seguente riformulazione. Impegna il Governo a valutare l'opportunità di inserire nei contratti di programma con RFI in maniera prioritaria una serie di opere correlate utili ad un maggior completamento dell'opera di collegamento della Sicilia alla Calabria, tra cui la velocizzazione per i tratti Palermo-Agrigento-Messina ed Agrigento-Palermo. Ordine del giorno numero 2 Pisano, parere favorevole previa riformulazione. Onorevole Pisano. Accetto e chiedo di metterlo ai voti. Accetta? Sì. Ok. Pongo in votazione l'ordine del giorno numero 2 Pisano come riformulato dal governo, quindi con parere favorevole del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 293, favorevoli 280, contrari 10. La Camera approva.